Buonasera a tutti, benvenuti a questa serata Onebu dedicata all'archeologia. Siamo in compagnia di Natalia Guiso. Per i nostri amici che seguono i gruppi Facebook e seguono l'archeologia su Facebook, è la celebre Nati Gui, una cara amica che si occupa di invadere il territorio a caccia di siti e poi ce li racconta, insomma, racconta le sue sensazioni. Quindi è un racconto che è corredato da immagini che ci fa vedere, insomma, delle belle storielle. Nati, io ti ringrazio per aver accettato l'invito, sono molto contento di averti qui. So che sei molto riservata nelle tue diciamo serate in diretta, ne fai poche perché sei impegnatissima con gli studi. Tra l'altro stai studiando beni culturali, quindi tra un esame e l'altro ci stiamo facendo questa chiacchierata odierna. Poi lavoro anche. Eh, allora, salutiamo poi tutti i nostri amici che ci seguono, gli amici dell'associazione Onebu, gli amici di Facebook, dei vari gruppi collegati, i circoli sardi che ci seguono da tutto il mondo, il circolo di Madrid, il circolo culturale di Cnusa che ormai si è affezionato a noi e ci segue insomma da tanto tempo con Gianni Garbatti, tutti i vari circoli che ci seguono a fusi orari di distanza. Infatti mi hanno chiamato un paio di settimane fa, ci seguono dall'Australia, dal Giappone, dal Messico, in orari strani. Infatti mi hanno detto, ma non puoi cambiare l'orario perché qui insomma ci viene un po' difficile. Vabbè, diciamo che abbiamo anche loro che partecipano alle nostre dirette. Allora, Sì. iniziamo subito il nostro percorso partendo dalla sigla. Bene, eccoci qua, siamo pronti Natalia. Allora, noi ci siamo sentiti qualche settimana fa, ti ho invitata perché ho letto, insomma, i testi che tu scrivi su Facebook, sono dei bellissimi racconti che ti invito a conservare perché tanto so che prima o poi farai un libro dove ci racconterai gli itinerari che tu segui per questi siti. Però mi dicevi che normalmente sei accompagnata da un caro amico che li conosce quanto te. Ti sta anzi Cesare, che approfitto per salutare, ti accompagna e insomma insieme, ciao Cesare, insieme poi vi scambierete le opinioni su questi siti perché ciò che vogliamo fare stasera con te è quello di ascoltare la tua descrizione, però ti chiederò poi le sensazioni perché sai bene che entrare in un nuraghe ti dà quell'energia, quelle sensazioni, quelle emozioni che insomma è difficile poi trasmetterle quando si parla. Allora, come stai prima di tutto? Come ti senti? Sei Bene, un po' emozionata. un po' agitata, Un dai, po'. siamo tutti amici, quindi non preoccuparti. Hai scelto due siti che io non conosco, quindi sono curiosissimo di ascoltarli dalla tua voce. Hai scelto un sito di Orosei e un sito invece di Tireddu, precisamente, Rosé sì, e Unify. Orosei Unify perché si trova al confine. Ma sai che questo è un qualcosa di frequente. Mi è capitato tantissime volte di andare a visitare un sito archeologico e se si pagasse l'IMU pagherebbe in due comuni perché la linea di confine passa proprio per lì. Mi viene in mente ad esempio il nuraghe Serbissi tra Gairo e Osini, dove naturalmente le persone di Osini dicono che è del territorio di Osini, le persone di Gairo dicono che è del territorio di Gairo. La realtà sta nella via di mezzo in pratica. Quindi Orosei Onify. Sì, Perfetto. Ed è Sausana, cioè il nuraghe Sallinnarta. sì, Linnarta
è Osana. A Orosei lo chiamano Linnarta e a Unify lo chiamano Osana. Ecco qua. Poi invece per i Tiredu c'è il nuraghe Safuntana, giusto? Sì, Ok, Fontana. perfetto. Allora, da quale vuoi iniziare? Iniziamo dai Tireddu? Sì, iniziamo dai primi. Mostreremo le immagini, insomma, vediamo un po' di fare questa visita guidata con Natalia. Allora, Okay. partono le immagini, poi tu man mano che descriverai il sito mi dici di andare avanti con le immagini, io mi limito a cliccare. Da questo momento mi taccio, grazie per aver accettato l'invito. Vai, Grazie a te. Speriamo di essere all'altezza. Quindi, sicuramente. allora, nella prima slide, abbiamo postato, indichiamo il luogo dove si trova. Quindi il nuraghe Fontana si trova in località Satanca e Savuntana, nel monte Acuto. Puoi avanzare. Come possiamo vedere è molto vicino al paese e poi è molto bella questo vulcano che si vede color nero, che si chiama Monte Lisiri ed è adesso una cava. Quindi puoi avanzare. Noi abbiamo parcheggiato vicino ad un ovile, poi abbiamo fatto 5 minuti di camminata e siamo arrivati al cancello, si può vedere qua l'incrocio. Per fortuna era aperto, quindi noi siamo entrati. Comunque da subito ci siamo resi conto che molto probabilmente in tutta la zona, cioè, vicino al nuraghe, c'è ancora tanto da scoprire. Puoi avanzare? Quindi, allora, in questa foto del drone noi possiamo vedere che comunque è un nuraghe polilobato, bilobato, perché comunque ha il mastio centrale, però ho letto che il mastio è stata la prima cosa che hanno costruito, poi c'è stato il rifascio e hanno unito le altre due torri. Comunque una delle cose principali che riusciamo a vedere quando visitiamo il sito è la capanna, che è davvero molto bella e ben conservata. Puoi avanzare? Ok, quindi abbiamo quindi l'ingresso si trova nella torre est, poi abbiamo il mastio che è a nord-est e poi abbiamo l'altra torre che è a sud. Praticamente noi entriamo nella torre est. La Allora, torre est mi fermo, scusami, Nati, ti interrompo un attimino perché da questa foto che avete fatto col drone, l'avete fatta voi naturalmente, sì, sì, giusto? sono tutte Hai messo quindi due torri sotto, quindi torre est e torre sud, e poi la torre centrale, quella più grande. È esatto. molto simile al nuraghe Palmavera di Alghero, con poi una capanna vicina, anche questa molto grande, quindi mi ricorda un pochettino il nuraghe Palmavera di Alghero. Comunque ho fatto un refuso, l'ingresso è orientato a sud-est, l'ingresso Ok, del mastio. sì. Noi però praticamente l'ingresso però è nella torre est, che poi può essere anche nella torre sud, però arrivando dalla strada tu la prima torre che vedi è la torre est. Perfetto, quindi praticamente noi arriviamo, entriamo dalla torre est, Sì, percorriamo un corridoio, arriviamo in questo cortiletto, giusto? sì, E poi sì. entriamo dentro la... Si vede il mouse mentre lo sto muovendo? No, No. Ok, ah, perfetto, va bene. Perché io stavo seguendo col mouse il percorso. Ok, scusami se ti ho interrotto, andiamo avanti. tranquillo. Ok, puoi Sì, avanzare. ok. Allora, questa vabbè è la bellissima capanna che è stata riportata fuori, è stata portata fuori dagli scavi, però puoi avanzare perché così cioè, possiamo inoltrarci dentro il nuraghe. Dentro il nuraghe, sì. Si nota comunque dalla capanna, guarda, ci sono due file di pietre, una Esatto, interna e una esterna, quindi un muro a sacco. Va esatto. bene, andiamo avanti.
Dai. Ah, vabbè, questo vabbè, per indicare che anche se l'entrata è a est, a sud-est invece il mastio l'entrata del mastio centrale, quindi all'inizio, quando ancora non c'era il rifascio e le altre torri, l'entrata era a sud-est. Invece oggi bisogna entrare principalmente dalla torre, perché Perfetto. comunque è chiuso, quindi Ok, quindi diciamo che la parete, l'antemurale che c'è di fronte all'ingresso che c'è a sud-est chiude completamente la possibilità di entrare. Quindi è di stato solito dalle 2 torri si può entrare. perfetto. Ok, andiamo avanti. Ah, questo è il muro di rifascio che porta alla torre sud ed è bellissimo anche perché è bicromo. Puoi Mm, vedere che qua possiamo notare che è di 2 colori. mm. E tu ti Però sei chiesta come mai è di due colori? Hai qualche spiegazione? di solito il colore serve sia per indicare che è un luogo sacro, oppure per indicare anche agli altri che lì la loro potenza, il loro modo il modo di essere di quel villaggio. In questo caso non so perché principalmente nel rifascio, quindi nel muro di rifascio, quindi non lo Quindi so. potremmo ipotizzare che magari la sua prima funzione era la sua prima funzione era magari una torre di avvistamento, poi quando hanno fatto il rifascio e le torri aggiunte hanno voluto dare la bicromia per esprimere un concetto religioso, quindi c'è stata forse una trasformazione poi in Sì, tempio, però io sto ipotizzando perché ti ripeto, non lo deve conosco essere questo nuraghe. come è fatto. Allora, intanto ci mandano i saluti dalla Patagonia, Argentina. Andiamo avanti. Ciao Bruno. Vedi qua nel dettaglio. Ecco la bicromia, sì. Sono conci questi in basalto e invece quelli chiari è calcare? No, dove siamo? Rosei. Mm. No, 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 qua siamo Ah, ai siamo Tirreni. i tireddu È in qua. Forse tracchite. Il nuraghe è in tracchite. in trachita, quindi trachite e basalto. Benissimo. Per chi vuole sapere qualche cosa in più della trachite e del basalto, diciamo che il basalto è la lava che si raffredda una volta fuoriuscita, quindi la roccia fuoriuscita effusiva dal vulcano, si raffredda, diventa basalto o porfido, secondo la composizione chimica, e poi invece la trachite è la cenere vulcanica che precipita nel suolo e diventa roccia trachitica, tecnicamente ignimbrite, come direbbe il nostro amico Luigi Sancio. Allora, andiamo avanti. Eccola qua, vai. Allora, questa è la torre est, come abbiamo detto, quadrangolare, scusami, rettangolare, però è molto particolare perché di solito si pensa ad ingressi elevati, invece quando tu entri dentro c'è la pavimentazione nel corridoio e quindi praticamente non è molto alto. Mm. La differenza tra l'architrave e il pavimento, perché tutto il corridoio è pavimentato, poi invece la camera è fatta di terra. Puoi Ok, quindi, avanzare. questa torre che stiamo vedendo dove c'è questo ingresso rettangolare, giusto, architravato, ha il piano di calpestio pavimentato. Sì, 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 Bellissimo, è bellissimo. stupendo, esatto. Eccola qua, vai. Allora, qua vediamo la piatabanda del corridoio e un po', allora nella prima foto si può vedere proprio il piano di calpestio e la pavimentazione. È molto particolare anche perché non ha delle nicchie enormi, le nicchie quelle che possiamo trovare abitualmente, ma ha delle piccole nicchiette, vedi, a destra e a sinistra, però sono Che so- piccoline. sono queste due, vabbè, io col mouse le sto indicando, però per chi non Nella ha il foto mouse, diciamo, quelle due macchie scure e nere a fianco all'ingresso, giusto? Che poi sono nicchie quadrangolari, quindi forse erano dei ripostigli, chissà. sì, sì, io ho pensato fossero cioè per forza dei ripostigli perché Mm. erano piccolini. Cesare ha suggerito che sicuramente mettevano le chiavi lì.
Certo. Allora, poi la Tolos è quasi tutta intatta, Mm. quindi è spettacolare. Abbiamo provato a fotografarla in ogni modo, da ogni angolazione, è stupenda. Questa torre è veramente... Poi io cioè, ogni volta che visito un nuraghe, per me non ne ho mai visto uno uguale, quindi adesso non per dire per vanto, però 500 ce li siamo visti di siti, quindi posso dire che non c'è un sito uguale ad un altro, non c'è nessun nuraghe uguale ad un altro, quindi ogni volta è un'emozione Una grandissima. sorpresa. Quindi chi Esatto. dice i nuraghi, visto uno, ha visti tutti, insomma, Ah, sta prendendo un abbaglio colossale, eh, giusto? assolutamente, è Assolutamente. sempre un'emozione enorme. Poi Ok, puoi andare avanti. sì. Vabbè, questo è comunque il corridoio piattabandato, poi puoi Sì, proseguire. diciamo che piattabandato significa che queste lastre orizzontali che vengono usate come copertura Esatto. sono, diciamo, delle lastre orizzontali che quindi, insomma, Per il corridoio, sì. aspetta un attimo, mi è saltata la connessione. Ok, sì, sta ancora andando avanti. Ok, poi Questo cos'è? e questo è il cortile quadrangolare. Entrambi le torri e il mastio sfociano su questo bellissimo Cortile. cortile quadrangolare. Una particolarità, oltre che mh, oltre alle due torri, ci sono anche le scale addossate al mastio, e però di fronte al mastio c'è un bancone sedile che percorre tutto il muro di fronte al mastio del cortile. Ed è molto, non so se originale o no, però una delle ultime pietre, degli ultimi conci, è ai fori. Se vai avanti forse la vediamo dopo, adesso non ricordo, penso. Quindi era un cortile destinato a ospitare delle persone che potevano sedersi prima di entrare, quindi Se è qualora fosse stato... originale, esatto, se è Sì, originale c'è tutto il bancone sedile. molto Che bello. Questo può essere, guarda, io Nati, allora, siccome lo sto vedendo insieme a te, anch'io mi emoziono quando vedo i siti, allora sto cercando di trovare delle interpretazioni. Quando tu mi hai detto che questa era una torre più antica e poi è stata aggiunta una parte più moderna, io credo che quel bancone sedile faccia parte della parte moderna quando c'è stata la trasformazione in tempio. Quindi, essendo un luogo diventato religioso, doveva, prima di dare l'accesso all'interno della torre centrale, dovevano subire magari un rituale di purificazione, chissà. Comunque, prima di entrare dentro, insomma, dovevano stare lì seduti per un breve periodo. probabile, probabile. Andiamo avanti, ecco qua. Ecco, qua si inizia ad intravedere sia la seconda torre, ma anche quella pietra che ti stavo dicendo, molto particolare, quel concio. Se vai avanti, forse, vabbè, vediamo anche la scala che portava alla torre sud, che è quella conservata purtroppo meno bene rispetto all'altra, però è meravigliosa lo stesso. Prova ad andare Cioè, avanti che forse, non so se adesso c'è la descrizione della seconda torre o del concio. Ecco, questa ok. è la nicchia. Allora, la seconda torre, la seconda torre che abbiamo a sud, ha conservato due meravigliose nicchie. Sono straordinarie, enormi. Eh, Purtroppo non c'è più la Tolos, però la maestosità di questa torre viene data dal fatto che ci sono queste due grandi nicchie, una a destra e una a sinistra. Se vai avanti poi c'è anche Ti un'altra. ricordi l'orientamento per caso? Cioè, Una rispetto se sono ai due lati o se sono in fondo, Una è addossata al mastio, ok? l'altra invece è addossata alla torre. Perfetto, ok. Andiamo avanti. E vedi l'altra? Eccola qua. Sì, Eh, sì, sì. eh,
Questa è questa è quella della torre, l'altra invece era quella addossata al mastio. Tra l'altro i conci sono posizionati proprio molto bene, guarda un po', sono file ordinatissime. Esatto. Mm, Sì. Eccoci. Vabbè, questa è la foto del cortile da su. Dal drone. Mastio, sì, sì. No, questa è fatta da Ah, siete me. saliti su. Ah, sei Sì, salita su, ok, hai fatto la fotografia dall'alto. sì, perché ci sono le scale. Ovviamente sto attenta, peso 50 kg, sto attenta No, ma ci sono da 3500 anni questi nuraghi, di quindi non fare cose preoccuparti. che non vada bene, quindi Eccoci. qua si vedono bene entrambe le scale. Quella della Torre Est, ho contato più o meno 12 gradini, e poi internamente è molto, molto più ripida e ti porta esattamente alla seconda camera della Torre Est. È stato davvero molto emozionante. Vedi Eccola quanti. qua, scala, è ripidissima questa scala. Esatto. E poi è fatta in una maniera, con una maestosità, una maestria. Sì, Da qua abbiamo potuto anche vedere la scala che portava alla seconda camera del mastio principale. Poi vedremo perché dall'interno non si può più salire. Ecco il concio di cui parlavo prima. Allora, di solito questo tipo di concio lo troviamo, dove venivano piombati bronzetti, spade votive, e quindi ho pensato, sia per il toponimo, nuraghi Fontana, sia per qualche altra cosa di cui parleremo dopo, magari questo è un concio, che veniva utilizzato, come base, di alcuni bronzetti, delle spade votive. sì, in effetti mi sembra di ricordare che un concio simile ci sia anche a Sassedes Os Carros che serva proprio per Sì. fissare le else delle In spade. tantissimi, anche musei sono conservati e Sì, di solito avevano questa funzione, spero. sì. Anche sul Radile l'abbiamo visto da poco, Sì, quando anche siamo. sul radile c'è la Vascaltare, è vero. E probabilmente quando si stringevano le alleanze, chissà, noi purtroppo possiamo soltanto immaginare che tipo di vita facessero queste persone. Andiamo avanti. Eccolo qua da un'altra inquadratura. Sì, è bellissimo. Se è finemente lavorato, è stupendo. C'è una domanda. Guarda se riesci a leggerla. Quando è stato scavato, studiato, che cosa è stato trovato? Allora, è stato scavato, credo mi sto facendo mente locale, perché so che cosa hanno trovato. Hanno trovato, per esempio, in un ripostiglio i lingotti di rame, e questo ci fa capire che, c'erano dei traffici con l'Egeo e che comunque sono anche testimonianze dell'attività metallurgica. Ah, mi Ehm ricordo, sono delle asce in rame contenute all'interno di un vaso, giusto? Lingotti, hanno Ah, trovato lingotti di lingotti, rame. Sì, sì, lingotti di lingotti di rame. rame. Sì, sì. Sì. E ovviamente poi hanno trovato anche materiali ceramici, bronzei, e poi c'è un'altra particolarità che hanno trovato, li chiamano tavolini, 2 tavolini fatti in tufo, adesso mi deve venire in mente, calcareo, Vabbè, e sì. sono custoditi nel museo. Quindi Nel nel museo 90 di Tireddu. nel 94 hanno scavato. Però Mm. poi c'è stato anche un altro scavo che, non Forse così, mhmm, ti ricordi se l'ha scavato Franco Campus? non mi Può ricordo nel essere, perché 94. lui, credo che lui sia il sindaco di Tiredu e è un archeologo Sì, sì, molto allora conosciuto. dopo, sono andata a visitare il sito, abbiamo trovato chiuso il museo e poi mi hanno detto: "Guarda, cerca il sindaco
che Beh, perché è lui è un archeologo archeologo. celebre, Franco Campus, insomma, Sì, lo conosciamo. Abbiamo avuto poi anche ospite qua. vi faranno vedere anche il museo. Noi però a volte decidiamo magari la sera prima, quindi la prossima volta che saremo in zona chiameremo il comune e così potremo vedere anche tutto quello che è stato trovato, perché non ho idea di come possano essere questi due tavolini, Sì, diciamo, li chiamano tavolini, che comunque sono arredi, ed è una cosa, cioè, eh beh, importante, importante. non si trovano in tutti i siti. Cioè, sicuramente c'erano ovviamente, però ritrovarli. Allora qua, questa, quindi noi oltrepassiamo il mastio centrale, ovviamente la torre La centrale, torre centrale. ed è, ha comunque anche lui un bellissimo architrave, e lo stesso il corridoio piattandato e poi la finestrella di scarico percorre tutto il corridoio, quindi è una finestrella di scarico, sarà 1,5 metri, cioè è enorme, è bellissima. E sulla destra qua abbiamo una nicchia profonda e poi sulla nostra sinistra abbiamo quella che doveva essere la scala. Però adesso, se noi guardiamo dalla foto, sembra più una rampa. I gradini si vedono più su, però poi per via dei crolli è stata ovviamente chiusa ed è molto particolare perché ha anche una nicchia nel vano scala. Ascolta, questa, Comunque è allora, stato scavato la prima volta nell'83, adesso mi sta venendo in mente 83, 85, 94. È stato perfetto, scavato. quindi 3 campagne di scavi. Ascolta, vedo, Trovo una, di fronte. poi devo controllare. Sì, sì, l'importante è Mi sapere che è stato scavato tra gli anni '80 e gli anni '90, dai. Ascolta, più ricordo. che altro vedo qua al centro di questa, di questo bancone perimetrale che c'è in questa torre, Sì, sì, vai, eh, avanza, vedo avanza. un oggetto. Ah, eccolo qua. Ok, Ma ci che sono due bello! perfetto. Quindi innanzitutto la camera è costituita da un bancone sedile con 28 conci e poi questo sono andata a cercarmi le fonti, dovrebbe essere o un vettilino o un pezzo di arredo, però non c'era specificato che cos'era perché anni fa c'era anche un focolare. Però noi del focolare non abbiamo trovato nessuna Traccia. traccia, niente. E quindi non ho trovato se fosse un vettilino votivo o una riproduzione di un nuraghe, sempre in senso votivo. Comunque è molto Ecco, bello. Infatti avevo un po' di ansia, ho detto speriamo che qua allora non. sembra, cioè, continua a confermare questa trasformazione in tempio, perché Sì, sì, vedi, avanza con la questo foto. bancone sedile che c'è tutto intorno alla torre fa quasi da teatro per Esatto. assistere a qualche rituale che si svolgeva lì. Quello è un vettilino, io non ho alcun Sì, a dubbio me che sul sembra fatto che sia. Bettina, adesso Vado con le avanti, sì, ecco sì, un'altra immagine. foto e dall'altra angolazione. Quindi possiamo vedere tutto il bancone sedile, il penso vettilino e poi vediamo le 3 nicchie a croce e posso dirti che 2 nicchie hanno tutte e 3 le nicchie hanno l'architrave, 2 hanno la finestrella di scarico, la nicchia sulla destra è una nicchia normale, invece la nicchia che c'è frontale è a T. Praticamente prosegue su 2 corridoi, però poi terminano chiusi. Mm. Quindi non ho capito la funzione di questo tipo di nicchia, però è molto particolare perché ha la forma di T, la stessa forma che noi troviamo quando guidiamo e che sappiamo che poi non c'è uscita. Non c'è più uscita, sì, vicolo cieco, dice. Esatto. Quindi è molto Ah, bellissimo. particolare, se torni un po' indietro, l'altra nicchia, quella che è stata murata. Se tu noti, i conci sono completamente diversi, sono molto più lavorati e poi io che cosa ho fatto? Perché io sto sempre lì a spulciare, a guardare, ho puntato la luce e c'era dell'acqua dentro.
Sono Ah, andata a leggermi che molto probabilmente il nuraghe era stato costruito su una vena sorgiva e che forse si parla di una muratura per poterla utilizzare come cisterna d'acqua. Quindi io penso questo. Poi alla fine delle slide noi vedremo tanti altri conci come quelli lavorati benissimo e anche conci a T. Quindi ho pensato, perfetto. lì c'è l'acqua, il nome Funtana, la località Funtana mi riporta, il toponimo Funtana mi riporta al fatto che fosse legato al culto delle acque. Quindi magari quello era di approvvigionamento, non lo so, questa della nicchia, però magari intorno potrebbe esserci, poi vedremo le foto, potrebbe esserci qualcosa legato ad un pozzo, una fonte, però già il Certo. nuraghe, il fatto che abbiano utilizzato in un secondo momento una nicchia come cisterna ci fa capire che comunque era legata all'acqua. Poi non so se, vista la cura che c'è, sappiamo che di solito poi i nuraghi in un secondo momento venivano utilizzati come templi, magari in questo caso era dedicato all'acqua. Certo. Intanto c'è Ah, Alex, è che un'altra cosa. saluto. La Alex che saluto, che ci sta aiutando a tenere alto diciamo l'energia positiva, perché ha detto secondo lui è un idrante. Alex, eppure erano erano ingegnosi, ingegnosi. molto. Andiamo avanti. Allora, questa è la Tolos che è quasi intatta ed era costituito da una soffitatura lignea a 5 metri di altezza. Mm, Questa cosa però io l'avevo notata anche in altri siti. Quando noi praticamente andiamo ed esploriamo, contiamo sempre se ci sono delle piccole, diciamo, nicchiette che sarebbero gli incassi degli architravi e molte volte noi la vediamo questa cosa. Comunque una cosa molto importante che non abbiamo visto o forse vedremo dopo nelle slide è il sughero, però non le abbiamo ancora viste, poi ne parliamo quando ecco il vedi. Bettilì. Sì, a Ah, me sembra non è circolare, è quadrangolare, giusto? diciamo, Mm. diciamo che Molti colpi. sì, ha subito tantissimi colpi, quindi a me Ah, sembrava rotondeggiante, però chissà tutto quello che ha subito, quindi certo. col tempo, Eccolo qua. sì, l'ingresso Ma delle linee. ti faccio un'altra domanda, ma questo è originale o è una copia e l'originale è stato portato al museo? O non lo sai? Allora, io ho cercato le fonti, delle fonti che potessero parlare, però non c'è scritto niente. Infatti ho detto: "Se è originale", io ho un po' di paura, però magari le Certo. persone sono serie e Ne non parliamo col sindaco, dai, lo interpelliamo Segnali subito, Franco. Ecco qua sta a indicare, qua si vede perfettamente che queste pietre, questi conci sono completamente diversi Sono dalla di struttura. riutilizzo, sì, sì. È chiaro che hanno voluto chiudere diciamo, questa Esatto. apertura e hanno utilizzato dei conci però realizzati in fase moderna, vedi? Sì, Perché sì, sono quelli che si usano chiaramente durante l'età del ferro, questi, esatto, esatto. Vedi quanto è grande l'apertura. la Sì, discarica? Sì, sì, ma poi è accidenti. profonda, no? 1 metro e mezzo. Percorre tutto il corridoio. Ecco Ecco, il sughero. sì. Allora, io quando sono andata a cercare informazioni c'era scritto che in questo caso il sughero era stato utilizzato da raccordo tra i due conci per ammortizzare. Solo che poi mi è venuto in mente una cosa, poi magari non c'entra niente, però quando ho visitato il Nuraghe Nuradeo, è uno di quei nuraghi che ci fa capire che un periodo i nuraghi erano coibentati e forse è uno dei pochi che ancora
ha questa particolarità e poi ovviamente si pensa che venissero intonacati, però poi mi è venuto in mente che anche quando abbiamo visitato il santuario nuragico veramente abbiamo visto il, ehm, il museo, c'era la ricostruzione della capanna e lì lo stesso c'era la coibentazione. A E poi Tetti quando questo, il museo di Tetti questo, sì, sì, c'è proprio la ricostruzione e Surbale, poi sì. sì, e c'è proprio la ricostruzione della coibentatura. Poi mi sono ricordata anche che 4 anni fa, quando andammo a visitare Nuraga Aduni, in A Villanova Villanova-Tulo, stesso, nelle capanne avevano ritrovato la coibentatura con il sughero. realizzata con i fogli di sughero. Magari mettevano anche, facevano dei sandwich con la lana di pecora, chissà. Sì, Noi adesso alla fine non è che usiamo dei sistemi diversi, anzi questi sistemi naturali funzionavano esatto. egregiamente, chiaramente. Sì, È che perché poi se tu, cioè, lo sai benissimo, quando andiamo a visitare in inverno i nuraghi c'è freddissimo, quindi io penso, per quanto loro fossero ingegneri e per quanto loro fossero avanti, per forza, cioè, in qualche modo dovevano coibentavano tutto, ma proteggersi dal freddo, dall'umidità, chiaramente, sì, sì. nel nuraghe e Nuradeo ci sono proprio i pezzetti di sughero. Il Nuradeo è quello di Suni? Sì, di Suni, Ok, andiamo avanti. Ecco, ne ho un'altra inquadratura. esatto. Mm-mm. Ok, qua è per mostrarti dove abbiamo ritrovato i conci simili a quelli che hanno usato per murare la nicchia e qui abbiamo trovato anche dei conci a T e che sono completamente diversi dal nuraghe. Quindi io, attraverso il toponimo, attraverso il fatto che comunque ci sia dell'acqua, mi è venuto in mente, cioè ho pensato, magari qua c'era anche una fonte, perché comunque i conci sono completamente diversi, la lavorazione, come hai detto tu, è una lavorazione diversa. Andare anche avanti, vedi? Eccoli Conciati. qua. Sì. I concetti sono quelli che si utilizzano per i pozzi, insomma, per dare un'architettura raffinata alla forma. Esatto, esatto. Infatti lì abbiamo un po' ispezionato, c'era l'erba alta, però abbiamo ispezionato e ci è venuta questa idea. Poi magari ci sbaglieremo pure. Ne abbiamo visto tanti pozzi e fonti e di solito sono raffinatissimi, utilizzano questo tipo di lavorazione. Sì. Ah, ecco, qui hai fatto proprio alcune Sì, foto infatti. che riguardavano proprio tutto quello che c'era intorno. Io lo sto guardando insieme a te, non li ho viste in anteprima le immagini, quindi lo sto apprezzando tantissimo questo tipo di descrizione. Comunque il nuraghe è datato tra il 1004 e il 1000 avanti Cristo. Quindi dal bronzo medio si va al bronzo finale e poi, ma quei conci sono generalmente della prima età del ferro, Sì, sì, sì. quelle lavorazioni. Si Infatti vedeva che era tracchita e infatti la storia lavorata. del nuraghe, sono completamente diversi, quindi chissà quanto Perfetto, quindi la il storia. primo l'abbiamo visto. E adesso vediamo di andare al secondo sito. Quindi, ricapitolando, questa potrebbe essere, diciamo, un nuraghe nato con una funzione magari profana, che Torre poi durante di i secoli è fasciata. stato trasformato in tempio e hanno fatto, insomma, il rifascio e hanno ingentilito un pochettino la struttura. Molto bello, molto interessante, andrò sicuramente a vederlo e ti ringrazio di averlo, perché noi generalmente vediamo sempre i siti conosciuti. Questo, infatti, quando me li hai proposti, ho detto, mamma mia, devo studiarli. Invece ho detto, no, non voglio neanche guardarli, li voglio guardare insieme a te proprio dall'inizio. Allora, Va voglio dire bene. una cosa, le fotografie di Sallinnarta sono del 2019, poi ti dico perché, ti sto dicendo perché le foto sono di un paio di anni fa. Ok, Quindi
Qua sempre stiamo indicando dove si trova la zona. Qui siamo a zona Orosei, giusto? Orosei, esatto, si vede il Ok. golfo di Orosei e anche se il nuraghe ha il nome di Salinnarta e Osana, la località si chiama Salinnarta. Puoi avanzare, perché poi qua vabbè il punto dove si trova. Questa è la biglietteria, questa sulla destra? No, è un Non ovile. ce n'è. Un ovile, c'è Sì, scelto no, un bel posto per c'è mettere. c'è biglietteria. È un terreno privato, sì. Ok. Allora, quindi possiamo dire che oggi noi stiamo presentando il pozzo, però dobbiamo dire che il sito a oggi è di 4 ettari, anche se sappiamo che prima di molti tipi di lavori, diciamo, che ci sono stati sui terreni privati era molto più esteso. Il sito non è costituito. Ovviamente, purtroppo noi certe cose non siamo riusciti a vederle perché c'è tanta vegetazione, come si può vedere dalla foto. Il sito, oltre a comprendere il pozzo sacro perché sono state ritrovate alcune cose, quindi si pensa sacro ed dedito ovviamente al culto delle acque, c'è un nuraghe, anche in questo caso polilobato, ci sono 2 cisterne d'acqua e il Taramelli indica anche una tomba dei giganti, però che non è stata ritrovata né negli scavi che sono stati fatti nel 94 e nel 97. Però invece le cisterne sono state fotografate, solo che noi esplorando non le abbiamo trovate perché c'è troppa vegetazione. Il nuraghe Vegetazione. purtroppo sembra imploso. Se vai avanti possiamo vedere, ok, quella che dovrebbe essere la planimetria. Comunque a valle è costituito anche da 2 muraglie. Quindi noi arriviamo dalla Torre Sud perché noi lo visitiamo dalla zona di Orosei, però quelli di Unify penso che passino nelle campagne del loro comune, quindi arrivino dalla parte della fonte. Quindi di questo sito sono ancora visibili la Torre Sud e la Torre Nord e si può vedere diciamo una parte di quello che dovrebbe essere il mastio, ma purtroppo qua a Cesare ha fatto la ricostruzione della pianta, però in loco è completamente imploso, però è bellissimo lo stesso. Puoi avanzare. Quindi Ecco, questo è il dal vivo è difficilmente percepibile. sì, no, non si può leggere. Allora, che Ok. c'erano 2 torri, noi le abbiamo comunque le abbiamo viste. Poi vabbè, cercando gli scavi, ehm, ehm, c'è scritto che comunque avevamo ragione, 2 torri e il mastio. Ok. Poi da qui si può vedere il golfo di Orosei e la spiaggia di Santa Maria. Puoi andare avanti. Ecco, questa è la torre nord. È quella conservata meglio, però noi arriviamo dalla torre sud. Sì. Puoi Andiamo avanzare. avanti. L'altra torre, questa è la torre sud, però vedi, si vede anche un corridoio, è chiuso ovviamente da crolli e sicuramente perché qua si poteva poi, anzi dal mastio si poteva andare nella torre sud. E questo è quello che rimane. Ok, qua sta a indicare una delle capanne ben conservate e qua abbiamo trovato anche della terracotta in piccoli blocchi. Non so se c'è stato un incendio e quindi è la pavimentazione, però ci sono dei blocchi che non sono proprio piccoli piccoli, però ce ne sono tanti. Quindi non abbiamo capito se fossero utilizzati per i lavori o se fosse la pavimentazione. Mhm. Avanti. Ecco, si Eccoli vedono anche qua. piccoli blocchi di terracotta.
E questa è una delle capanne meglio conservate. Sì. Forse è stato cotto il pavimento, può andare Magari avanti. un incendio può Può averlo anche essere, causato. può essere, può Ecco essere. il E pozzo. poi a poca distanza c'è il bellissimo pozzo, che In questo sito viene classificato come nuraghe o come pozzo? O come santuario? è un villaggio, allora, villaggio Giallinata, però è famoso per il pozzo. È Per il famoso per il pozzo. pozzo, sì. Perfetto. Andiamo avanti. Quindi, come possiamo vedere, il pozzo è costituito da un recinto circolare. Magari da questa foto non si può vedere tutto quello che c'è all'interno, così sembrerebbe una capanna, ma poi mano a mano che Ascolta, comunque si vede. quanto sarà di diametro questo recinto, diciamo? Una decina di metri? No, Più no, no. piccolo? Sì, 6 metri mi Ok, sembra 6 metri. di Sì, aver letto. ho sentito Cesare in sottofondo che ha negato assolutamente. Ha detto, no, 10 metri assolutamente. Va bene, andiamo avanti. Ecco, Poi qua il basta vestibolo. ad indicare il vestibolo del recinto circolare. Quindi questo è il cosiddetto temenos che troviamo, cioè il recinto sacro che contiene Esatto, il tempio vero e proprio. esatto, esatto. E poi possiamo vedere, Ah, torno adesso indietro, poco a sì, poco. sulla destra, il probabile, bancone sedile. Si conservano probabilmente il bancone sedile, perché poi nelle foto successive, cingono proprio vedi qua si Eccolo vede qua. benissimo. Dall'altra parte purtroppo c'è molta vegetazione e non si può vedere, invece qua si può vedere benissimo. Andiamo avanti. Qua lo stesso indichiamo il possibile, il possibile bancone sedile, poi puoi andare. Alex mi chiede che tipo di pietra. Penso che sia trachite. No. No, Che tutto cos'è? basalto. Tutto basalto questo. Eppure mi sono sembrati conci una colorazione sull'arancione. Magari le mie foto, Ah, però forse la... Ok, è tutto basalto. ok. Beh, Vedi d'altro qua canto siamo a rosei, quindi è chiaro. benissimo la il bancone sedile. Mm. Il basalto comunque la muratura è a secco, anche in questo caso, la Mhm. muratura del recinto circolare. Vabbè. Qua ci sono io che mi siedo, Ok. ho collasato ed è probabilmente un bancone sedile. Puoi andare avanti. Allora, qua sta a indicare l'atrio, il corridoio che ci porterà poi agli scalini e alla fonte vera e propria. Quindi, nel vestibolo, quindi noi dopo, il corridoio o l'atrio, percorriamo i gradini, poi ci ritroviamo nel vestibolo a destra e a sinistra a delle nicchie o banchine. Lo stesso qua, forse avevano l'utilità di, sedersi perché c'è una bella sia a destra che a sinistra una bella pietra, in posizione, utile per potersi sedere, sostare. Però una cosa che volevo dire è che nella mia foto, nella nicchia a destra, il muro è ben in No. asse. Purtroppo ho visto delle foto di qualche mesetto fa e quel muro è completamente crollato. Aia. Siccome, la fonte sacra che è in opera isodoma è, stata costruita addossata ad una grotta naturale, perché, serviva la cavità naturale per captare la vena sorgiva.
perché è il pozzetto d'acqua vero e proprio che noi vediamo al centro, l'acqua la prendeva dalla vena sorgiva e quindi noi possiamo vedere dalla foto che c'è l'architrave, sopra l'architrave c'è una finestrella e poi alla destra possiamo vedere un'altra piccola finestrella. Ovviamente io ci ho guardato dentro al suo interno si vede che c'è il vuoto, si vede proprio che c'è la cavità naturale. Poi Ah, ovviamente ok. con gli scavi clandestini, i cedimenti di terreno, purtroppo la facciata sta subendo un crollo perché altrimenti era perfetta. L'opera Isodoma la facciata è di una perfezione assurda, Sì, tant'è che ho ricordiamo, letto aspetta un che attimo, perché, aspetta Nati, perché molti non sanno cosa vuol dire isodoma. Allora, nel senso che le pietre sono lavorate in modo da formare dei blocchetti, sono dei blocchetti regolarizzati, quello si chiama concio isodomo e quindi Nati sta parlando di questi. okay. Si è ipotizzato negli scavi che hanno fatto nel 94 e 97 che, le 2 parti del pozzo siano state fatte in 2 differenti momenti. La Mm. parte, in opera esodoma, quella più diciamo, tra virgolette, "raffinata", sia stata fatta per prima e che infatti, c'è un quesito che, quella sembra una fonte perché ha le stesse caratteristiche. Invece poi, il gradino, il temeros, il recinto diciamo, quello, invece è tipico dei pozzi sacri, quindi si ipotizzava fosse una sorta di, ibrido. Un ibrido fra un pozzo e una fonte e lì bisogna vedere appunto, Entrambe le caratteristiche. chiaro. Qui si Qua vede molto bene. esatto, questa foto l'ho fatta io ed è Brava, rende molto bene l'idea della perfezione architettonica. perfetto. C'è stato qualche cedimento, ma è qualcosa di straordinario, cioè tu stai lì in silenzio, ehm, non puoi dire niente perché è meraviglioso. Ovviamente poi nella testa ti frullano 2500 domande, ma nei primi 10 secondi stai zitto perché hai bisogno di Sì, è un po' quello che si prova quando si entra in chiesa, no? C'è un po' di timore esatto. reverenziale in questa maestosità, la bellezza. Sì. Vedi? In questa Mm. foto si vede la perfezione, cioè è veramente il vestibolo è veramente molto bello e poi si vedono benissimo le nicchie, o anche una parte della facciata. Purtroppo sta crollando, io spero che, vista l'importanza e la bellezza di questo sito, non tardino A a sistemare, fare insomma, dei metterlo in punti fermati. sicurezza. E a metterlo in sicurezza, sì. E poi mi dispiace soprattutto perché questo muro adesso non c'è più. Noi abbiamo ipotizzato che fosse una panca perché comunque c'è il rialzo del gradino e quindi e poi è tipico dei pozzi sacri. Diciamo che potrebbe essere il sedile per la meditazione, no? Uno scende dai Anche sì, gradini, per si l'unica mette cosa lì, pratica. sente il rumore dell'acqua e inizia a sognare, bellissimo. Un po'. Noi Esatto, abbiamo purtroppo bisogno, abituati al traffico sì, poi di questi infatti tempi addirittura. per noi andare per siti è la ricarica. Cioè proprio togliersi tutto l'ansia, le angosce di tutta la settimana, la domenica tu vai per siti e ti rinnovi. Qua si è proprio alla perfezione, perché poi cioè, i conci sono lavorati in modo che comunque seguano la curvatura, diciamo possiamo dire a ferro di cavallo. Ah sì, Ed son è proprio perfetto. lavorati per essere posizionati, diciamo il Esatto, termine tecnico è giustapposti. Sono proprio giustapposti, sì. sistemati alla perfezione. Ma possiamo dire anche Tetris. Tetris, sì, pensa un Sono po', con blocchi di incastrati in 1 modo tonnellata. perfetto. Poi, purtroppo forse per il cedimento, adesso non c'è più la vena sorgiva, quindi, l'acqua si può trovare solo quando piove. Poi in un secondo momento che cosa hanno fatto loro? Si può vedere dopo nelle foto successive.
hanno attuato una sorta di canaletta, così quando saliva, quando il livello dell'acqua, quindi c'era troppo pieno, dalla canaletta che è sotto dei conci giganteschi, sembra tu passeggi e sembra una pavimentazione, invece sotto c'è la canaletta che porta fuori l'acqua del troppo pieno e la porta a valle. Una valvola di troppo pieno, come spesso capita di vedere nei pozzi, perché il livello deve rimanere a una certa, diciamo, a una certa profondità. Ne approfitto, scusami, ti interrompo un attimo, ne approfitto per dire a tutti i nostri amici che venerdì prossimo parleremo proprio delle valvole di troppo pieno, dei pozzi e dei fenomeni che si verificano nei pozzi. Quindi vi invito a partecipare a questa trasmissione di venerdì prossimo. Ci sarà Sandro Angei, che saluto, che ci parlerà nello specifico del pozzo di Santa Cristina. Ho fatto una promo, scusami Nati se ti ho rubato No, 10 no, secondi, però stiamo parlando benissimo. proprio di questo, delle valvole di troppo pieno dei pozzi. Sì. Ecco, qui si vede appunto le due aperture, le Si due vede fessure. la canaletta, esatto. Esatto. Qua va bene. C'è la descrizione di quello che oggi purtroppo è capitato, il crollo. Poi ovviamente abbiamo pensato che quella potesse essere una nicchietta votiva e poi sappiamo adesso, cioè, di sicuro che è stato costruito su una cavità naturale. E qui ci sono i Sì, si saluti, vede. a presto con Nati Gui. Ma guarda che io ti invito altre volte, perché la serata di oggi, a parte ci fai vedere, mi hai detto che ne hai visto 500, quindi per un paio d'anni io sono a posto, cioè quando devo organizzare qualche visita guidata virtuale ti Io chiamo devo sicuramente. imparare ad esporre con più serenità. Sono più brava a Eh, scrivere, però piano n- piano. Non ho detto che tu in questo momento sei a Lula, tu vivi a Lula, Sì, quindi io sono a Lula, però in questo momento sono a Sosalinos dal mio socio, perché ah, ovviamente ecco. deve partecipare anche lui, perché lui è Eh, allora io i primi 50 siti li ho visti, diciamo, insieme ad altre persone dall'età di 8 anni, poi dopo 4 anni fa, io a Cesare lo conosco da 6 anni, da 4 anni fa praticamente si è innamorato esattamente come me e quindi abbiamo visitato insieme 450 siti. Mamma mia, te l'ho detto che devi scrivere un libro. Guarda che le guide turistiche fatte alla moda di Nati Gui sono fantastiche, perché io quando voglio leggere un sito vado nel tuo profilo e dico, vediamo un po' se questo l'ha visto Nati, e frugo un pochettino fin quando lo trovo e fai delle Allora, descrizioni mi bellissime, sembra di dispiace essere lì con te. quello che mi dispiace è che io posto da 7 anni su Facebook. Prima non aprivo, la privacy perché avevo paura, non conoscevo questo mondo. Poi 2 anni fa ho iniziato a condividere e ho iniziato a scrivere, perché, magari sono più brava sicuramente perché non sono brava come te ad esporre. Non Praticamente si la è seconda. una questione di allenamento, guarda, io lo faccio quotidianamente, quindi sono abituato, però facendo queste serate, sai, si abituano un po' tutti ad avere un linguaggio divulgativo, ne abbiamo tanto bisogno, perché l'autoreferenzialità fatta dai dotti non è adatta a noi appassionati. Io mi metto nel gruppo degli appassionati, No, anche anch'io. se è la mia professione, però Capisco. parlarne così fa avvicinare le persone. Esatto. Quello che a me piace dei miei post, ovviamente, è la descrizione che faccio. Magari, scrivo qualcosa di tecnico, poi invece inizio a descrivere tutto quello che io vedo, Sì, ti lasci tutto quello andare. che sento, quello che penso in quel momento, le domande che mi possono, venire in testa, le sensazioni, perché poi ogni sito, ti riempie di domande, di sensazioni meravigliose. Quindi mi pento ogni volta di non scrivere, però poi lo ricordo appena mi guardo le foto o penso a quel sito, perché poi io a volte penso non sono molto piombata, visto che mi sveglio e vado a dormire immaginando quello che potevano fare i prenuragici, i nuragici, che vita potevano fare. Io credo che, a parte l'energia elettrica, tutto il resto l'avevano,
avevano anche molto tempo a disposizione e sicuramente l'alimentazione era più sana di quella che abbiamo noi oggi. Non so Sì. per la quantità, perché noi oggi andiamo al supermercato e troviamo di tutto, però sicuramente l'alimentazione all'epoca dei nuragici era formidabile perché avevano tutto a portata di mano. Esatto, no, poi il fatto che loro abbiano costruito così tanti nuraghi, questo ci fa capire che era un popolo ricco, un popolo comunque che faceva degli scambi, vabbè, oggigiorno si sa che facevano degli scambi, quindi era un popolo che comunque costruiva quello. Io a volte penso che magari fossero costruiti come le torri medievali, cioè ogni villaggio costruiva il suo nuraghe, vabbè, anche per la funzione, eccetera, eccetera, ma anche per mostrare la potenza del Sì, io ho proprio. sempre detto che sono simboli dell'avanzamento tecnologico di una comunità, cioè sono proprio simboli messi lì a testimoniare l'importanza di una comunità, ciò che riuscivano a fare, ciò che riuscivano. Si viveva tutti in capanne, cioè noi oggi siamo abituati ai palazzi, noi viviamo in città e li vediamo dappertutto. Io ieri passeggiavo per Cagliari e in una via di Cagliari centrale, via Palestrina, proprio vicino a Monte Urpino, diciamo, c'è un palazzo che ha 9 piani. Stiamo parlando di un palazzo che visto da sotto è incredibile, cioè è veramente gigantesco perché te lo vedi proprio piombare sulla testa ed è più basso di quello che era il nuraghe a Rubio. Il nuraghe a Rubio era a 27 metri, quindi stiamo parlando di grattacieli di 10 piani in un mondo non abituato ai grandi edifici. Il nostro occhio oggi li conosce, insomma, chi è stato nelle grandi città lo sa, ma a quell'epoca si arrivava in Sardegna, chi sbarcava andava nel Esatto. paesaggio e si trovava davanti a questi monumenti costruiti con delle pietre di varie Ma tonnellate. poi sono tantissimi. Io a volte per paragonare l'altezza guardo l'ospedale di San Francesco di Mm, Nuoro perché è 30 30 metri, metri. quindi Siamo lì. togliendo un paio di metri, dico, erano Accidenti, pazzeschi. pazzeschi. Infatti a me dispiace tanto che la Sardegna non sia conosciuta per tutto quello che ha. Infatti io ho iniziato a postare le fotografie proprio per questo. Ovviamente io amo tutta l'archeologia, però sapere che io vivo e sono nata in questa terra e questa terra sia così ricca di storia, ho pensato, facciamo questi post e riusciamo. Infatti molte persone mi seguono dall'Argentina, mi seguono e mi scrivono i saluti e mi dico, ah, non sapevamo ci fosse tutto questo in Sardegna. Cioè, la Sardegna praticamente in ogni posto dove ti giri c'è qualche sito. Il paesaggio è fantastico. Va Es bene, la nostra ora di conversazione, di chiacchierata è volata. Quindi io ti ringrazio perché ci hai fatto vivere veramente questi due siti come se fosse stata una gita. Sai, in questo periodo non stiamo viaggiando, siamo fermi qua. fare l'esploratrice, quindi io Sì, sì. Quando preferisco. io ti, quando io ti ho chiesto, ma tu che cosa fai? Cosa sei? Una studiosa? No, io sono un'esploratrice. Io sono un'esploratrice, poi sì, studio. Un'esploratrice. Sono un'esploratrice. Ovviamente comunque voglio dire e voglio ringraziare Cesare perché i PowerPoint li ha fatti lui, perché io oltre che lavorare sto seguendo lezioni in DAD e sto finendo alle 8 di sera, quindi devo ringraziare ovviamente te principalmente perché mi hai invitato e spero che sia stata una Ci- bella serata per tutti gli ospiti e poi Ce devo ne ringraziare saranno altre, non ti preoccupare, vedrai che ti chiamerò. a destra e a sinistra perché io nei miei post sono sempre sorridente, ma lui quando ci sono animaletti o quando mi devo decidere di entrare in un nuraghe che magari ha un'architrave piccolissima ed è l'unico accesso, o magari ci metto 10 minuti e mi prega, dai, poi alla fine mi convinco sempre perché sono troppo curiosa. Quindi c'è anche questo di tutto il viaggio, perché quando vedi le foto sembra tutto semplice, ma non è così semplice. Pulci, cani, vacche, di tutto e di più puoi trovare. Però è la cosa più bella penso che noi facciamo, cioè penso che Ma non ci riesci a trasmettere questa passione, quindi si percepisce che
ti diverti anche quando fai queste Molto. visite. Molto. Va bene, io saluto tutti i nostri amici, saluto Natalia Natigui, vi invito a seguire la sua pagina Facebook perché è ricchissima di queste informazioni e vi do appuntamento a venerdì prossimo con Sandro Angei e parleremo dei pozzi sacri, nello specifico del pozzo di Santa Cristina. Com'è andata?